Prolungati periodi di siccità, improvvise alluvioni e violente grandinate hanno accresciuto la consapevolezza tra gli addetti ai lavori dell'importanza strategica della gestione delle acque. Per questo il Comune di Mirano ha presentato il primo Festival dell'Acqua, 3 settimane e 14 appuntamenti di approfondimento scientifico, culturale e di riscoperta del territorio, al fine di sensibilizzare anche l'opinione pubblica sull'acqua quale bene e diritto primario ed essenziale. E siccome l'acqua è un elemento che ci sta scappando tra le mani, pensiamo che sia giusto riflettere sul significato e sul valore dell'acqua, che è un bene essenziale, è un diritto per tutti. Spesso ce ne dimentichiamo. Perché? Perché finora ce l'abbiamo sempre avuta. Non è un festival che è un'idea di un direttore artistico, di un'amministrazione comunale, è una partecipazione popolare. Ci sono 20 associazioni coinvolte nell'organizzazione degli eventi, quindi un festival da basso. Tra gli attori protagonisti l'Associazione regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. È un'occasione per parlare di acqua a tutto tondo, quindi partendo da chi l'ha gestita e l'ha governata nel tempo, alle prospettive di governo futuro di questo bene essenziale per la nostra vita, e con una prospettiva in un modo particolare di utilizzo di questo bene nel miglior modo possibile, perché abbiamo capito e l'abbiamo ben capito l'anno scorso che non è infinita. Un festival con lo sguardo rivolto a studenti e giovani. I giovani, si dice con una frase abusata, sono il nostro futuro, ma in effetti è proprio così. Noi dobbiamo valorizzarli, aiutarli a crescere e soprattutto dobbiamo aiutarli a pensare che esiste un futuro, che quindi il cambiamento climatico può essere governato.